Salve a tutti, di nuovo un piacere essere qui. Eccoci pronti per un'altra puntata delle epiche gesta, o magari comiche gesta, ancora non lo sappiamo, di mosse divertenti. Sfidiamo qualche avversario e cerchiamo di giocare bene. Adesso stiamo di nuovo lanciando una sfida. Ci ha accettato un avversario austriaco con un elo di 1750 punti elo. Ci ha giocato E4. A questo punto giocherò la difesa francese, che è una delle mie difese preferite. Ok, su D4 gioco D5. Adesso il nostro avversario gioca cavallo C3. Qua ci sono due varianti. La Winaver, che attacca il cavallo, che è più rischiosa. Visto che in questo momento sono avverso al rischio, gioco cavallo F6, che è la difesa Steinitz, quella più classica. A questo punto voglio giocare C5. E allora lo scopo della francese è un po' contorto. Cioè si lascia il bianco occupare il centro per cercare di contrattaccarlo. A questo punto voglio provare ad attaccare questi pedoni. A questo punto il bianco ci ha giocato alfiere 3. Finora sta giocando bene, sta giocando una delle linee principali. Ora gioco C per D4, che è una linea che si crede che non sia granché, ma in realtà è più velenosa di quanto sembri. Ora sviluppiamo l'alfiere. Ora il piano più normale per lui è arroccare lungo, per me arroccare corto, e poi inizierà un gioco con arrocchi contrapposti, dove ci sarà un attacco violento su entrambi le ali. Vediamo, ok, per ora sta seguendo la teoria. A questo punto giochiamo, magari possiamo provare a complicargli un po' la vita e giochiamo A6 prima di arroccare. Cambiamo l'ordine di mosse giusto per farmi un po' paura, perché magari potrebbe temere un'avanzata pedonale. Ok, adesso ha arroccato. Adesso potremmo giocare a arrocco, oppure anche una mossa interessante potrebbe essere giocare una mossa d'attesa, donna C7, per vedere cosa gioca lui. Ma a questo punto direi che arrocchiamo. Giochiamo una mossa classica. A questo punto ci sono i due re che hanno formato una posizione con arrocchi contrapposti. Questo cosa significa? Questo significa che entrambi i giocatori potremmo creare un attacco alla baionetta, cioè spingere tutti i pedoni contro il re avversario. Ok, il nostro avversario ha giocato G4, che è una mossa molto intelligente. Penso che lui vorrà giocare F5, quindi normalmente catturo di cavallo. Qua ora voglio catturare con l'alfiere. Perché? Perché così i miei cavalli stanno facendo pressione sul punto E5. Ora gioco B5. Ora mi deve giocare B4, volendo anche poi A5, mettere l'alfiere in A6, volendo cambiare. Ok, ora ho giocato B4. È una mossa che mi sorprende un po'. Perché mi sorprende B4? Allora, perché pur essendo molto logica previene la mia spinta del pedone in B4, in generale è meglio non toccare, per esempio non voglio fare H6 qui, perché gli creerei la cosiddetta maniglia, cioè un punto di contatto più avanzato. Giocando a 3 mi impedisce B4 nel breve termine, però sta creando un punto di contatto in B4 che potrei usare per una spinta di rottura. Quindi sinceramente io non sono abituato a fronteggiare una spinta del genere, perché sotto non me la giocano. E ora sto pensando dei modi per provare a sfruttare questa spinta in B4. Ora, diciamo che c'è poco tempo, non so bene, dovrei pensare molto, forse potrei avere altri piani, però secondo me è molto logico mettere la torre in B8 per provare a spingere. È così logico che è difficile non farlo. Quindi giochiamo torre B8. A volte l'istinto deve essere seguito. Torre B8, aprire la colonna B, male non può essere. Poi dopo la partita di nuovo, perché sapete uno poi è paranoico con la preparazione di apertura, dopo qualche ora a studiare questa variante nel caso la giochino di nuovo. Il nostro avversario ha giocato B4. Questa strategia, devo dire, che è meno sciocca di quanto possa sembrare. Perché è meno sciocca di quanto possa sembrare? Perché anche se sta giocando B4 indebolendo fortemente il suo arrocco, potrebbe provare. Questo alfiere è un po' cattivo, quindi se questo si chiama alfiere cattivo non gioca e lui sta impedendo che io giochi B4. Ora non so se sta giocando, se gioca così sono due modi, o sta giocando molto molto bene o sta giocando molto molto male, e io ho paura che stia giocando molto bene, perché bisogna sempre cercare di essere pessimisti per evitare problemi. A questo punto voglio cambiare piano, rinunciare all'attacco, credo che ha delle debolezze. Ora voglio semplificare, provare ad attaccare le debolezze pedonali. Giocherò cavallo per D4, per poi giocare F6 e anziché attaccare conto sul fatto che in questa posizione le sue spinte di pedonali, anche se hanno ritardato il mio attacco, hanno preparato il suo, possono aver indebolito
qualcuno dei suoi pedoni. Ora, da notare che aver spostato la torre mi potrebbe aiutare perché con il range 8 e la torre qui sarebbero potuti esistere dei temi e per D, donna per D e con attacco doppio al re alla torre, così. Ora voglio cambiare le donne. Ecco, e ora... Ok, non sono sicuro di cosa voglio in realtà in questa posizione. Però sì, cambiare le torri non deve essere male. Ora diciamo che potrebbe avere dei problemi col suo pedone in F4. Ok, ora a questo punto donna E3 per attaccare il 6 è un tentativo intelligente di rifarsi sul mio pedone in E6 qualora catturi in F4, però c'è un piccolo particolare che la donna è inchiodata e quindi catturiamo il pedone, che è un pedone. E... Sì, sì, questo deve essere buono. Ok, a questo punto il nostro avversario ha giocato torre E1. A questo punto, dopo torre E1, ma sto provando a pensare cosa possa esserci sotto questa mossa. Perché se catturo e gioco di 4, guadagno un pezzo. Non vedo, non vedo, che poi il fatto che io non vedo che non ci sia niente non significa che poi in realtà non ci sia qualcosa di travolgente. Però significa che mi dà quella sicurezza per entrare in questa variante perché anche se poi il materiale è solo uno dei vari fattori della posizione, penso che sia uno dei più importanti. E ora con un pezzo in più, questo si chiama forchetta. Perché questo attacco doppio del pedone si chiama forchetta? Perché ha appunto la forma della forchetta, questo attacco doppio. Qua il nostro avversario ha abbandonato e ora il nostro elo è aumentato. Ora ci stiamo avvicinando ai 1700 punti elo. Ora stavo cercando il tasto per sfidare un altro avversario che poi con forte imbarazzo non sto trovando. Ok, ora come si sfida un altro avversario? Ok, nuova partita 5 minuti più 5 secondi. Chiedo scusa ok, se abbiamo di nuovo il nero, ci hanno giocato di nuovo e 4. Ok, ora a scapito di rischiare di essere pedanti, possiamo giocare qualcosa di tematico. Visto che oggi ci stiamo dedicando alla francese, ok, di 4, di 5, ora di nuovo la francese, il problema della francese. Ora ci ho giocato un'altra apertura che si chiama difesa Tarrasch. A questo punto, contro la difesa Tarrasch, è interessante, no? Dov'è il nostro avversario? Del Marocco. Ok, la difesa Tarrasch è una difesa molto interessante perché è molto flessibile, può sostenere il centro con C3, il difetto è che il cavallo magari meno attivo. A questo punto giocherò una variante che giocavo quando ero piccolo, che si chiama variante di Mard, e contraddice anche alcuni principi perché qua nella francese bisognerebbe spingere il pedone in C5 prima di sviluppare il cavallo, però è una variante molto complessa e porta a posizioni davvero interessanti e ogni tanto, ok, un po' speculativa, diciamo. Speculativa significa che il rischio è abbastanza elevato, soprattutto se l'avversario si prepara. Però, ok, cavallo F3 normale, ora giochiamo cavallo F6 con pressione sul centro, ora mi aspetto E5 per cacciare il cavallo indietro e guadagnare spazio e mi mancherà la mossa C5 non poterla giocare, però non si può avere tutto. Se gioca E5 cavallo di 7 è probabile che possa provare a colpire il centro con F6. Sì, come vedete la francese è un'apertura molto contorta, non poteva essere accettata diciamo agli inizi degli scacchi quando c'erano i giocatori classici, perché in quell'epoca si giocavano cose molto sane, E4, E5, D4, D5, si occupava il centro. La francese, vedete, gli ho lasciato tutto il centro. Ok, l'avversario ha giocato C4. A questo punto sto cercando di rivangare le mie analisi, sto cercando di ricordarmi, perché no, qua mi ricordo che alfiere E7 era una mossa che mi sembrava interessante, e di per C4 un'altra mossa interessante che gli crea un pedone arretrato, il pedone di 4 potrebbe essere debole, e il problema è che ora non mi ricordo qual era il problema di D per C4, però mi ricordo che c'era un problema, c'erano alcuni problemi posizionali
che ora non rammento, quindi gioco alfiere E7. Questo capita sempre perché spesso bisognerebbe capire la posizione, poi però uno fa un lavoro molto ampio sull'apertura, studia varie varianti, quindi solo si ricorda, ah, questa mossa non andava bene per qualche ragione. Ok, bisognerebbe cercare di evitare queste cose, bisognerebbe cercare di ricordarsi le proprie varianti sempre, poi però quando il repertorio si amplia uno gioca tante cose, è molto difficile ricordarsi tutto. E ora ho qualche vaga reminiscenza di Alfiere E7, ma credo che non sia una mossa cattiva, diciamo che catastrofica non dovrebbe essere. Ok, ora il nostro avversario ha giocato A3, che è una mossa ancora che faccio un po' di fatica a capire. No, non capisco bene cosa vuole fare con A3. Potremmo catturare il pedone, potremmo arroccare, lui ci giocherà B4, però potrebbe essere una tentazione fare A5 solo perché lui potrebbe voler giocare A4 o rompergli le scatole. Questo potrebbe essere cercare di prevenire i piani dell'avversario. Dopotutto perché no? Potrebbe essere giocare A5, lui non potrà giocare B4, ma ha il suo perché. A5, in realtà non mi piace per niente A5, però non vedo. Potrei giocare a Rocco e poi F6. Allora a Rocco, lui giocherà B4, noi giocheremo F6. Potremmo anche lasciargliela giocare questa B4, anche se poi potremmo essere un po' compressi se gli facciamo fare B4, però. Ma sì, arrocchiamo, arroccare non deve essere cattiva. A volte la mossa non bisogna essere sofisticati, cercare di imitare tutti i piani dell'avversario, a volte perché dopo si rimane senza sviluppo. Ok, B4. Ok, alla fine è riuscito a espandersi. Ora siamo molto schiacciati con lo spazio. Quindi abbiamo bisogno di giocare qualcosa di attivo. Lui potrebbe espandersi ulteriormente con C5, B5. E ok, diciamo che la situazione potrebbe prendere una brutta piega se non riusciamo a fare qualcosa di forte. Quindi in questa posizione, pensandoci bene, perché no, in realtà sto prendendo tempo perché non so cosa fare, ma potremmo giocare, allora potrei catturare qua per aprire la colonna D, potrei giocare F6. Ok, ora incomincio a ricordarmi perché non giocavo la Guimard, perché da molto tempo, perché questa variante è difficile, ma giochiamo che F6, ma sì dai, prendiamoci qualche rischio, F6, diciamo che a volte bisogna rischiare, e a questo punto dopo F6 eh, tutto il centro sta travallando, ora sto cercando di capire cosa farà il nostro avversario, potrebbe catturare in D5, noi catturiamo in D5, potrebbe giocare B5, ma noi porteremo possibilmente il cavallo in A5, è un cavallo al margine, al bordo della scacchiera, ma alla fine potrebbe puntare ad alcune caselle come C4 e B3. Sì, non deve essere male questa posizione. Diciamo che la Guimard, come dicevo, è un'apertura molto speculativa, ma il nostro avversario dice il server che si è disconnesso e, e perderà la partita tra pochi secondi. L'avversario ha perso la partita. Incredibile. L'avversario ha perso la partita e in questa posizione complessissima sono mortificato perché mi sarebbe piaciuto vedere la fine di questa partita. Era una sfida molto interessante. Bah, ma magari il destino ci ha aiutato, magari sarebbe una partita che avrebbe avuto un esito cattivo, ma non credo. Questa posizione deve essere molto interessante. Tutto il centro in aria. Siamo già arroccati, non credo che le mie chance siano peggiori. Diciamo che sono sempre molto scettico perché questa variante, la Guimard, è una variante un po'. È un semi-bluff. Meglio spingere il pedone in C5. Però sta partita sembra abbastanza promettente perché forse si è iperesteso il nostro avversario. Ha giocato D4, C4, B4 e, e a volte sembra non avere abbastanza sviluppo per poter sostenere il suo centro. Comunque, sì, questa partita sono mortificato. Finita così, questa seconda partita l'abbiamo vinta a forfait. Questo è anche uno dei problemi
degli scacchi solo su internet, e perché purtroppo anche la connessione è un fattore che può decidere la partita, ed è un'altra cosa che mi fa sperare che i tornei over the board, i tornei normali, tornino presto. Quindi speriamo di rivederci e speriamo di riuscire a finire la prossima partita, nel bene o nel male. Grazie mille. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!